Sindaco, dopo 6 settimane a San Donà questi ragazzi della Invent Volley si sono presentati alla cittadinanza, come li ha accolti? Beh, li abbiamo accolti intanto nella sala più prestigiosa che dispone l'amministrazione, che è appunto quella consiliare. Ma al di là di questo segno, di questo simbolo, io credo che l'accoglienza più importante sia quella che stanno ricevendo da tanti cittadini, visto che tutti hanno preso casa tra di noi, che frequentano le nostre attività, che ne so, i bar, i ristoranti, i negozi di generi alimentari, eccetera. Quindi ho voluto testimoniare proprio questa accoglienza perché è un'avventura nuova che parte, ambiziosa, ma d'altronde se non hai obiettivi ambiziosi non vai da nessuna parte e noi vogliamo fare la nostra parte. Intanto con questo investimento che abbiamo deciso in Consiglio Comunale ancora d'estate, cioè di rendere idonea la struttura del Palasport Barbazza con un investimento che riguarda appunto l'adeguamento delle altezze, ma anche rendere possibile dopo 30-40 anni di carriera prestigiosa per la struttura anche una sorta di restyling. Vicinanza dell'amministrazione alla società, ma anche del sindaco. I ragazzi, lei ha voluto conoscerli uno a uno questa mattina? Sì, ho voluto conoscerli anche perché oggi abbiamo incontrato la prima squadra, ma dietro questa prima squadra c'è un movimento fatto di centinaia di ragazzi, di famiglie, con una grande generosità da parte degli accompagnatori, della società, anche degli sponsor, e quindi loro in qualche modo diventano anche l'obiettivo e il mito di tutti quelli che più giovani si avvicinano a questo sport e li vedono come esempio. Quindi ho voluto anche un po' ricordare questa responsabilità che hanno, non solo di portare il nome di San Donà in giro per il nostro paese, ma anche proprio come modello per i ragazzi più giovani. E devo dire che l'impressione che ne ho avuto è stata molto positiva.